Siamo qui al Motor Show. Ciao Antonello, ciao a tutti, buonasera. Che cos'è il Motor Show? Descriviamolo in poche parole. Un motor show è uno spettacolo grandioso, sono degli stuntman appunto che fanno delle acrobazie su auto e su moto. È un qualcosa veramente eccezionale, solo da vedere, da ammirare, è solo qualcosa di fantastico. Ciao Gianfranco, allora quindi Lello, lui andrà fra un 10 minuti, noi chiameremo le signorie del pubblico per fare un giro sulle due ruote con i è piloti. l'operatore di Teleregione? Ecco, e lui lo metteremo davanti con il pilota, col capotrupp, e farà una ripresa con la macchina su due ruote dall'interno. Allora raccontami un po' che cosa significa, cosa vuol dire motor show, insomma qual è il significato di comunque prestarsi con questo tipo di spettacolo? Questo è uno spettacolo che in Italia è stato importato anni e anni fa, e uno dei capistipite di questo spettacolo è Oleg Togni, che è stato diciamo un maestro di questo spettacolo, e questi sono ragazzi un po' che hanno preso scuola da lui, e vedi come tu ti puoi già rendere conto, sono veramente bravi perché riescono a fare cose incredibili con le auto. Ma cioè, quanto tempo ci vuole comunque imparare questo tipo di sport, questo tipo di... Allora, per diventare un professionista ci vuole ma minimo un paio di anni di, diciamo, di attività, di prove, un paio di anni di esercitazioni, 2 anni tutti. Per perfezionarti ce ne vuole di più, ma per incominciare a fare già un po' di spettacolo con 2 anni di esercitazione riesci. Certo è normale, qua c'è ragazzi che lo fanno da 10-15 anni ormai, quindi sono ormai dei professionisti, gente che, cioè, andare in macchina su 2 ruote è come io e te andare a bere un caffè per loro. Incredibile. Ascolta, voi sarete qua fino a quando? Fino a domenica 3 di ottobre. Poi andrete? No, basta, questo è uno spettacolo prettamente estivo, è nato a giugno a Cagliari, ha fatto il tour estivo in Sardegna e muore a Sassari domenica. Lei vuole salire in macchina? Come mai? Cosa l'ha spinto? C'è troppo. Come si chiama? Maria Laura. Ha stipulato una polizza sulla vita? Sì, certo. Perfetto, allora Maria Laura la seguiamo, sta salendo in macchina. Oh, sono tutte ragazze quelle che sa. Perché sono tutte ragazze quelle che sa? Beh, per forza, Per forza. Solo ragazzi. Sì, però se devi guidare non è che puoi allungare, voglio dire, lo sguardo. Con una mano si guida. Ok, tutte le signorine a bordo, incredibile, tutte pivelle, tutte ragazze. Perché neanche un maschio? C'è anche uno degli operatori di Teleregione sopra, Ah, è vero, c'è Lello. Abbiamo Lello proprio nella BMW che ha il parabrezza spaccato. È sintomatico. Lello! Facciamo i nostri auguri a Lello. Ecco, Lello sta riprendendo le ragazze che...
Ma c'è il microfono Lello? Ecco Lello sulla macchina, sta per salire il pilota. Salutiamo il nostro collega Lello. Ciao Lello! Noi andiamo piano piano. Due ruote! Piano piano ragazzi! Grida! Mi stanno schiacciando! Che tocca c'ha lei, poverina! Oh mio Dio! Posta? No, è posta! E noi siamo in compagnia di Daviso, colui che ha presentato tutta la manifestazione, ma insomma si è anche divertito con le auto. Sì, io sono anche il capo team qua e niente, sì, io mi diverto. Questo mestiere lo faccio per passione più che altro, non per guadagno, attenzione. Insomma, per passione, però è anche... Per passione e si guadagna il giusto, via. C'è il tanto di campare. Tanto di campare, perché Sì, è un ma mestiere parliamo dello spettacolo, perché vabbè, il mestiere abbiamo visto, Certo, tra l'altro anche un mestiere abbastanza pericoloso. Molto pericoloso, abbiamo visto alla fine l'ultimo Che è crash. successo? L'ultimo crash. Ma qualcosa è andato storto, purtroppo. Cioè qualcosa è andato storto per noi, ma per il pubblico è stato ancora più emozionante. Praticamente quando è andata a impattare quest'auto che era in piedi, questo crash che si chiama il bullying, si è incastrata la macchina di sotto, si è incastrata contro la macchina che è in piedi e gli è cascata sul tetto, ha schiacciato il tetto, si è un attimino, il pilota all'interno si è incastrato con il tetto. Ma il pilota lì che fa? Si abbassa prima di impattare? Lui si No, abbassa, allora che ci fa si lui? impatta dopo, ci si abbassa dopo l'impatto, prima c'è l'impatto, boom, e poi ci si deve buttare giù quel che si può, ci si sdraia sul sedile ed è per questo che non si è fatto male, insomma. È un professionista. È andata bene però. È andata bene, ma è un professionista, quindi sa quello che fa. Insomma, intanto dobbiamo dire una cosa ai nostri telespettatori. Oh, non fate queste cose in giro per la strada. Beh, questa è la prima cosa. Quando venite a vedere lo spettacolo da noi, non cercate di imitarci perché non avete macchine preparate, innanzitutto. In secondo luogo, insomma, in strada, se vedete a me andare in strada, mi fermano perché vado troppo piano addirittura. È giusto anche che sia così. Ma parliamo dello spettacolo, raccontiamo dall'inizio alla fine poi cosa è successo in occasione di questa giornata del Motor Show a Sassari. Giornata che, vogliamo ricordare, tra l'altro conclude quella che è stata una tournée proprio del Motor Show in Sardegna. Sì, questo è con Sassari concludiamo il nostro tour estivo del 2010, proprio qui a Sassari, perché noi diciamo la Sardegna in particolare, Sassari ancora più in particolare, c'è sempre un po' nel cuore, diciamo. Quindi noi anche 5 anni fa abbiamo concluso il nostro tour sempre qui a Sassari. Partiamo da Cagliari e lo concludiamo qua come ciliegina sulla torta. E niente, il nostro spettacolo, innanzitutto cerchiamo di buttarlo sul divertimento in modo che il pubblico deve avere il brivido, ma deve anche divertirsi, perché questa è una cosa che noi ci teniamo, deve divertirsi, deve uscire allegro, non solo con i piloti seri che hanno fatto chissà quali esibizioni. E niente, noi incominciamo il nostro spettacolo con le macchine, facciamo dei testacoda sincronizzati, degli incroci, ci sfioriamo ovviamente, non si fanno testacoda semplicissimi, di 3-4 cm l'uno vicino all'altro, e poi incominciamo con le esibizioni su due ruote, raccogliamo degli oggetti, giriamo con la macchina sempre su due ruote, ci fermiamo, addirittura tenendo un braccio fuori, l'avete visto oggi pure. E niente, poi abbiamo delle moto dragster e continuiamo con il monster truck che schiaccia le macchine e poi facciamo degli effetti cinematografici, il muro di fuoco, la strisciata attraverso il fuoco e concludiamo il nostro spettacolo con un crash che si chiama il bullying, che è uno dei crash più pesanti, quelli tosti, che veramente se si sbaglia uno si fa male, e niente, che concerne in una macchina che è messa in piedi, che funge da birillo, e un'altra macchina che è la boccia, che funge da boccia. Ma lui cosa fa dentro? Si tiene? Cioè, come funziona? Allora, ovviamente c'è il casco, il sottocasco, così non gli entrano i vetri dentro, e dopo l'impatto, perché quello è il difficile, diciamo, che dopo l'impatto... L'impatto è la cosa meno difficile? No, l'impatto è la cosa più difficile, ecco. Perché già andare contro una macchina già per istinto ti viene da frenare. Ecco, quindi figurati il pilota quando arriva in seconda sparata al massimo, che è sui 90 all'ora circa, che impatta questa macchina, deve aspettare che prenda l'impatto, cioè la botta.
Una volta che ha preso la botta si può piegare leggermente verso il sedile ovviamente. E difatti facendo così, oggi che la macchina è rimasta sopra, ha schiacciato proprio il tetto e gli è arrivato fino contro, tenendolo schiacciato dentro l'abitacolo. Comunque non è c'è tutto bene. magari quando la macchina Il roll bar? sopra... Il roll bar? No, se no lo farebbero tutti poi. No, aspetta, no, voglio dire, cioè una volta che la macchina ti finisce sopra, cioè la macchina viene schiacciata, il pilota Sì. può andare sotto, ma sotto certo, fin può fin andare quanto sotto arriva? di 50 cm, infatti oggi lo teneva schiacciato contro il sedile l'altra macchina di sopra. proprio- Cioè, il tetto gli è arrivato contro la spalla e la teneva schiacciata. insomma un grande pericolo. Cioè, se E non va più usiamo il veloce- roll bar perché sennò se uno userebbe il roll bar lo farebbero tutti, no? Ah, ecco, il roll bar è quel... È quel ferro che si mette sì, all'interno sì, dell'abitacolo per non far schiacciare il tetto. pericoloso fino all'osso, all'osso. fino al midollo anzi. Allora noi ti ringraziamo voi che ci avete Va bene. guardato fino adesso, vi faccio complimenti, chissà, arrivederci quanto prima in Sì, Sardegna. vabbè, noi siamo qua, sì, noi veniamo in Sardegna ogni 4-5 anni. Quindi ci vedremo tra 4-5 anni sicuramente. Voglio ricordare i nostri appuntamenti, tutte le sere alle ore 21:15, sabato e domenica ci sarà anche uno spettacolo alle ore 18 e poi alle 21:15. Questo fino al 3 di ottobre. Fino al 3 di ottobre, ok? E non è finita qua comunque, No. perché noi non facciamo solo questo mestiere. Noi siamo proprietari del circo di Miranda Orfei. Noi ci saremo il 15. Ecco, quindi Il ci venite a 15, trovare per ancora, forza, che a me poi mi vedrete nelle vesti di un presentatore. Ah, quindi nel circo Perché fai l'acrobata ho finito, no, ho già dato, basta. Allora, 15 di ottobre arriva Miranda Orfei. A Sassari, Qui Miranda a, Orfei. qui a Sassari, noi ci saremo perché noi siamo amanti del mondo circense. Tra l'altro stavamo pensando, se tu sei d'accordo, prima di arrivare ci mettiamo d'accordo e magari facciamo vedere proprio mentre si monta la tenda, Certo. mentre ci si organizza, certo. parliamo con anche quelli Così che lavorano. così vedete la nostra vita quanto è dura veramente. e faremo così. Sia il mondo, cioè da girovaghi purtroppo, diciamo, Vabbè, tra virgolette. è la vostra scelta di vita. Certo. Noi ci saremo dal 15 con Miranda Orfei, seguiremo tutto ciò che succede e intanto lo ricordiamo, da Motorshow è tutto. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao ragazzi, mi raccomando non fate quello che ho detto prima per strada, fate i bravi. Ciao, andate piano. Se no so botte.